Ciao a tutti amici youtubers, qui è Fiammanomia che vi parla e vi voglio dare il benvenuto nel mio canale. Allora, innanzitutto un saluto a tutti quanti, questo video sarà un po' diverso da tutti quelli che caricherò. Praticamente sarà un'introduzione che rimarrà sempre in primo piano nel canale, dedicata a chi appunto non conosce il mio canale, probabilmente tutti adesso, appunto un po' come presentazione del mio canale, su cosa faccio, su cosa non faccio e su cosa farò. Allora, innanzitutto appunto io mi chiamo Fabio e sono le prime volte che registro, quindi all'inizio mi capiterà di bloccarmi, mi capiterà di fare vari errori, quindi perdonatemeli. Innanzitutto voglio iniziare dicendovi cosa farò nel canale. Allora, qualche video li sto già preparando e appunto li caricherò molto presto. Non so con ogni quanto caricherò un video, cercherò di farlo il più possibile. Comunque per varie cose tipo la scuola e amici cercherò di dare il massimo concentrandomi su questo canale qua. In questo canale qua ci incentreremo soprattutto sull'ambito informatico. Per ambito informatico intendo ambito di smartphone, di computer e in ambito videoludico. Allora, partendo dall'informatica, vi dico quali saranno i progetti e perché lo faccio. C'è anche un perché, il perché voglio fare i computer, perché io da un bel po' che ho incominciato a lavorare dietro ai computer, non sapevo che fare, ho incominciato a lavorare dietro ai computer e ho incominciato a conoscere come erano fatti. C'è un perché voglio pubblicare video in cui parlo di computer, perché il PC è della persona, non è di casa Redmond che ti dà il sistema operativo, il sistema operativo Windows, ma è della persona che lo utilizza, quindi il PC deve essere totalmente personalizzato, sia graficamente sia con le funzioni, all'utente interessato. Quindi il mio computer sarà il mio computer. Appunto, i primi video che caricherò in ambito informatico spiegherò come personalizzare al massimo il proprio PC, il proprio banco da lavoro, se così si può dire. Da cui poi, una volta finito questo ambito, che saranno comunque molte puntate, molto semplici. Comunque poi andremo sempre, vi farò vedere molte programmi, molte cose in ambito informatico. Comunque avendo un nostro banco di lavoro personale ognuno. I video di informatica li divido in tre gradi, in tre livelli. Il primo è un livello molto semplice a cui tutti hanno accesso. Se uno, anche se non ha mai preso un tastiere in mano, ma segue i miei video passo passo, riesce tranquillamente ad ottenere il proprio risultato. E i primi video saranno così, saranno molto sulla personalizzazione grafica. Il secondo grado è un grado medio, tra virgolette, cioè quelli che hanno una normale esperienza con i computer, chi comunque sa un po' lavorarci dietro, nel senso di fare cose molto semplici, però comunque ha conoscenza di un PC e leggermente, tra virgolette, come è fatto, quindi molto la fascia di giovani e comunque di chi un PC lo utilizza almeno una volta al giorno, quindi sa che cos'è un PC e come funziona. Il terzo invece è quello un po' avanzato, ma ne comincerò a fare video un po' più avanti. Adesso all'inizio non ne farò molti, però ne farò più avanti appunto per chi è già in ambito un pochino più avanzato di computer. Per esempio, spiegherò come usare, non lo so, iCrack, che è un esempio, iCrack appunto per caricare linee wireless. Niente. Riguardo smartphone invece io ho la possibilità di avere accesso a Windows Phone, Android e iPhone, quindi descriverò molto le applicazioni disponibili per questo telefono qua, facendone una revisione, una recensione, dando un voto. Appunto anche voi potete chiedere un'applicazione da poter recensire e io ve la recensirò. Naturalmente saranno tutte applicazioni gratuite, quindi non dovrete mai spendere un centesimo per installare l'applicazione di cui vi parlerò. Poi farò anche lì un ambito un po' più avanzato riguardo ai cellulari, cioè per esempio flashare. Chi non conosce questa parola può, cioè, nel senso, fare modifiche
a livello, tra virgolette, si può dire critico, perché se si modifica quella parte lì male, si rischia anche il dispositivo, per andare a modificare anche l'essenza del telefono, tra virgolette, ma non è una cosa sempre adesso che ne parleremo più avanti quando avremo già fatto un bel po' di video. E naturalmente, come avevo anticipato, c'è anche un aspetto videoludico nel canale, tratteremo giochi, molti saranno giochi indie perché voglio pubblicizzare i giochi indipendenti, poi vedremo da dove li troveremo, se saranno giochi in flash, se saranno giochi trovati su Steam o altri tipi di giochi. Comunque troveremo dei giochi, avremo una categoria videoludica. Potremmo avere anche durante la categoria videoludica la presenza di altre persone online che parlano, che aiutano anche il video ad essere più vivo. Naturalmente le persone ci sono già e sono disponibili, però per ora mi concentro molto a far crescere il canale nell'ambito informatico e smartphone. Riguardo videoludico vi faccio un'anticipazione per tutti quelli che giocano a Minecraft, che c'è una fazione che saranno appunto le persone che andranno a parlare sopra ai video quando siamo in ambito videoludico, è una fazione chiamata Fiamme appunto, e registreremo video anche su quello, andremo a esplorare qualche server, andremo a vedere qualche mod o custom map o altre cose. Comunque gli argomenti ci sono, i contenuti ci sono, bisogna solo svilupparli e produrli appunto per il canale. Cercherò di postarne il più possibile, ho già un bel po' di idee per la testa che sto già sviluppando sia in ambito di personalizzazione sia in ambito di applicazioni da poter utilizzare sul computer. E appunto questo è quello che farò nel canale. E niente, se i video vi piacciono quando li avrò caricati, se i video vi piaceranno quando li avrò caricati, vi chiedo solo di mettere un mi piace e di condividere così da far crescere il canale. Niente, qui da Fiamma Anonima è tutto, ciao YouTubers, ci vediamo.